La sanità del Veneto non è molto diversa dalla sanità italiana, non è che esiste un problema della sanità del Veneto, un problema della sanità della Lombardia, un problema della sanità della Calabria. Cioè, esiste a mio avviso un problema della gestione della sanità in Italia. Guardi, un sistema sanitario che funziona indipendentemente dalle persone e dalle regioni. Se ci stanno queste differenze significa che il sistema non funziona. Non usa giri di parole il senatore PD Andrea Crisanti, che sulla sanità veneta mette un punto a margine della conferenza Prima e Salute e riflessione sulla campagna lanciata in Veneto in difesa della sanità pubblica. Quali sono i problemi? Li spiega il senatore Crisanti. Io sono sorpreso che la maggior parte di tutte le persone che affrontano il problema della sanità dicono ci vogliono più soldi. Forse ci vogliono più soldi e più risorse, ma ci vuole un modello di gestione completamente diverso, mi creda. La vera sfida è tagliare il cordone ombelicale che c'è tra la politica, che dovrebbe controllare, e la gestione, cioè il controllore. Finché non si fa questa cosa il sistema non funzionerà. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni la sanità veneta è stata in grado di erogarne 16 milioni secondo i dati forniti dal PD, che sul tema ha lanciato una petizione in tutta la regione. Abbiamo raccolto migliaia di firme e vogliamo dire che la regione deve fare di più, perché se non si garantisce il diritto alla salute, visto che metà dei cittadini non riescono ad avere una visita specialistica, vuol dire che il sistema sanitario regionale non sta funzionando, e se il sistema sanitario nazionale non metterà delle risorse in più saremo di fronte ad una crisi della sanità, ad un suo spostamento verso il privato, con la conseguenza che chi potrà accederà alle cure pagando e chi non potrà rimarrà fuori. Serve un cambio di passo, ribadisce il Partito Democratico. Proprio ieri mi è stato citato un caso che riguarda la sanità veneta, di una famiglia che deve fare una visita oculistica a una bambina di 6 anni e gli è stato detto che non c'è posto prima di dicembre. Siamo a maggio. È evidente che così non si può andare avanti. Dopo l'esperienza Covid, una cosa dovremmo averla capita, che tagliare risorse sulla sanità non ha senso, comprimere le risorse ai servizi della sanità non ha senso, perché poi quando arriva un'emergenza ne paghiamo tutti i costi. La pandemia da Covid-19 è stata dichiarata chiusa dopo 3 anni dall'OMS, ma i segni restano.